sappiamo quanto sia difficile il vostro desiderio, quanto sia bellissimo. E allora le parole magari vi possono servire in momenti chissà quando e come. Se mi permettete io ve le leggo, le leggo soprattutto Roberta, non le leggo sempre, ce l'abbiamo da qualche parte. E veramente prendetelo per un gesto di solidarietà che noi abbiamo con voi. Non mi guardate così perché la faccio a posto. E questo è un racconto, questo è un profeta che deve lasciare la sua terra, per cui prima di lasciare la sua terra tutto il popolo del paese si avvicina a lui e ogni persona che ha un volo chiede a questo signore, a questo poeta. E c'è una mamma che si avvicina e dice: e una donna che prendeva un bimbo al seno chiese: parlaci dei figli. Ed egli disse: i vostri figli non sono i vostri, essi sono i figli e le figlie della smania della vita stessa. Vengono attraverso di voi, ma non da voi, e benché siano con voi, tuttavia non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non i vostri pensieri, poiché siano i propri pensieri. Potete dare alloggio ai loro corpi, ma non alle loro anime, perché le loro anime dimorano nella casa del futuro, che voi non potete visitare in quel sogno. Voi potete sforzarvi, di essere come loro, ma non cercate di renderli simili a voi, poiché la vita non va indietro e non si trattiene solo ieri. Voi siete gli archi, e quindi siete grandissimi, dai quali i vostri figli vengano proiettati in avanti come in frecce viventi. Lasciate del bersaglio sul sentiero dell'infinito ed egli difende la sua potenza, in modo che le sue frecce vadano rapide e lontane. Lasciatevi tendere con gioia dalla mano dell'arciere, poiché come egli ama le frecce che volano, così ama pure l'arco